eccoci qua, prima tappa del Tour di San Luis, prima gara con Landroni Giocattoli, tappa per velocisti da San Luis a Villa Mercedes. Ok, Fio, andiamo. Ci sono tappe, insomma, per vedere un po' di migliorare la condizione, poi speriamo di fare bene perché sinceramente ci tengo, anche se ho visto corridori veramente forti. Greipel, il favorito di giornata. Per noi invece abbiamo... cazzo abbiamo? Mi sembra ben fatto tra i nostri possibili vincitori. Cioè non siamo riusciti, nessuno ha tirato, siamo a 16 km dalla fine con 5 minuti, ma lasciamo perdere. Comincia malissimo il Tour di San Luis. Non ho parole, Fioi. No, 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 che cazzo fa il cume? Ho sbagliato io, Dio santo. Devo dare una mano a tirare, vabbè, vada. Non ho parole, raga, non ho parole, non commento perché è meglio. Finisce qua, la vince l'argentino Leonardo Gaston. Già buttato via forse un giro. Perché io ero tranquillo, qualcuno comincerà, niente. Lasciamo perdere ragazzi perché sono nero. Sono nero dalla rabbia. Cioè abbiamo perso 4 minuti e 10. Bello. Almeno il nostro benfatto è arrivato secondo. No, i coglioni. No, Salomon già era 11°. Noi siamo sprofondati a 4 minuti e 10 all'85° posto. Non ho parole, signori, non ho parole. Devo stare attentissimo allora a sto punto perché ho tirato anch'io alla fine, ma era troppo tardi. Lasciamo perdere. Veramente prima gara da dimenticare. Subito riscattare la prima tappa che tutti hanno sbagliato. Cioè, tutti, non c'è un ciclista che non ha sbagliato quella tappa perché portare la fuga a vincere è stato veramente clamoroso. Abbiamo un più 2 da sfruttare. 9 km. Adesso piano piano dobbiamo pensare a che fare. Beh, c'è l'Ars Boom, c'è gente forte, c'è gente forte. Con calma, come ragionamos. Pensiamo alle vittorie di tappa, comunque ai belli piazzamenti di tappa. Cominciano le pendenze tra poco. Dai, come. Ok. Dai che siamo arrivati. Buono. Dai, Cume, comincia a scavallare. Comincia a sgambettare, Cume, comincia a sgambettare. Il Cume non ce la fa altro che... Betancourt, ragazzi, c'è il beta. C'è il beta, il Cume ci prova. Il Cume ci prova, ma c'è Betancourt. Il Cume prova a salire, Betancourt però è già in fuga, ragazzi. Il beta è già in fuga. Il beta è già in fuga, purtroppo. Il Cume prova un altro scatto, prova un altro scattino, il Cume... Ma sono forti, ragazzi, qua abbiamo gente veramente con i controcoglioni, Abbiamo gente veramente forte, il Cume non ce la fa. Cume non ce la fa, purtroppo. Il Cume prova lo scattino, il Cume, prova lo scattino, il Cume, vediamo cosa riesce a combinare, vai Veneziano! Magari il podium è impensabile, almeno per top 5, almeno top 5. Bentancur va a vincere, asse secondo... Qua, quinto posto, grandissimo. Bravo Cume. Onestamente Bentancur è troppo forte per noi ragazzi, Michael Landa, c'è gente veramente che è di un altro pianeta, però abbiamo tenuto davanti, abbiamo tenuto dietro fiori ciclisti, bravo Cume, bravo Cume, bravo Cume. Se andiamo a vedere le classifiche, dai che possiamo conquistare l'Argentina, non tanto con la vittoria ma come i piazzamenti, un quinto posto fondamentale questo signori. Ok, il Cume ha fatto una gran cosa qua. Ok, individuale globale. Veneziano chiaramente ancora non c'è. Globale, vediamo sui giovani. Montagna ci sono. Migliori giovani, quarto posto intanto, a minuto e 5. Bravo Cuba.
Dai che ci siamo anche noi, dai che ci siamo anche noi. Vediamo nella classifica generale veneziano comunque. Dov'è il Cumen? Siamo 14esimi, non male. Vediamo se riesco a stare a ruota di Greipel. Sarà dura. Guarda che bella la maglia di Betancourt. Mi piacerebbe cazzo indossare la maglia, ma noi stiamo vicino al piccolo Greipel. 9 km signori, 9 km. Però il passo di Greipel rispetto al nostro fa molta meno fatica, ma lui a 75 in pianura, io ho 63, dovrò migliorare assolutamente. Dovrò tenere Greipel vicino perché è il favorito, però mi sta scappando via, mi sta scappando via. Vabbè, qua insomma ci provo perché il Kuma sapete, magari spreco un po' di energia, ma voglio provarci in ogni tappa, però mi sta massacrando Greipel, eh. Greipel mi sta massacrando, che sbora una bestia Greipel. Il Cume non ce la fa. Il Cume non ce la fa. Ok. Adesso il Cume è qua. 3 km. Chiaramente non potevo tenere. Non potevo tenere assolutamente quei ritmi. Non potevo proprio tenerli. Non ce la fo. Dai, sprintiamo qua e vediamo. Però veramente ci sono velocisti fenomenali. Ne facciamo il nostro sprint per il pubblico. E vediamo dove arriviamo. Greipel. Avevo fatto bene a tenere a ruota Greipel. Il problema è che è un po' più veloce di me in pianura, leggermente. Guarda il Cume, però come sta... Che spara il Cume! Ah, il Cume ha recuperato, però bravo, dai, bravo. Insomma, non siamo arrivati top 10, però neanche schifosi. Più dura, più di una tappa veramente complicata, signore. E il Cume c'ha comunque un +1. Eccoci qua, ragazzi. Adesso devo stare con gli occhi non aperti di più. Betancourt subito vuole partire, no, ancora no. Betancourt parte. Non posso star là a guardare, vai Cume. E il Cume va a scavallare. Il Cume va, dai cazzo. Dai Cume, tira fuori i coglioni, Cume. Tira fuori i coglioni, Cume. Tirali fuori qua, tirali fuori, portiamoci dietro anche Amador, e ci portiamo dietro anche Amador, e ce lo portiamo, ma sono già stanco, raga. Sono già stanco, recuperiamo un attimo, recuperiamo. E proviamo subito a riscattare. Ma non ce la faccio, vai di gel energetico. Vai Cume, provaci. Beta è ancora di un'altra categoria, comunque il beta è di un'altra fottutissima categoria. Il Cume tenta di riposarsi un attimo, ma fa fatica a stare a ruota. Fa molta fatica, signori, fa molta fatica. Cerchiamo di rimanere in questo gruppo, però non dobbiamo recuperare. No, il Cume è finito, signori, il Cume è realmente concluso. Mamma mia, povero Cume. Mamma, povero Cume. È un Cume veramente finito, Betancourt va a vincere, lasciamolo vincere, non dobbiamo pensare a questo, il Cume sta andando bene, signori. Sta anche recuperando il Cume. Mancano 4 km e 2. Il Cume deve spingere. Ciao, Uran se ne va anche Amador. No, Amador forse riesco a rimanere a ruota di Amador. Devo tenere il 99, ragazzi. Tanto se ne stanno andando, sono quarto purtroppo. Sono quarto con 25 secondi dal gruppo per il quinto posto. Ormai devo tirarla, signori. Ormai devo tirarla, ma sto crollando. Sono crollato. Non sapevo io. Peccato, signori, peccato. E vaffanculo. Il Cume è veramente crollato alla fine, eh? Il Cume è andato. Proviamo lo sprint finale, vediamo cosa riusciamo a combinare.
Dai Kuma, dai cazzo, mamma mia, è veramente, madonna, è andato Fioi. Pendenza del 10%, però il Kuma sta tentando l'impossibile, vince Betancur alla grande. Il Kuma vuole il quarto posto, il Kuma vuole il quarto fottutissimo posto. Ma ci sono quelli che hanno ancora scatto, il Kuma purtroppo non ce l'ha più. Il Come finisce al sesto posto, settimo posto, bravo comunque. Con una pendenza così, con 72 in montagna, ha fatto anche troppo. Bravo Kuma. Lasciamo andare in automatico, signori, perché non voglio rischiare con le cronometro. Sono sempre andato così e vediamo dove arriviamo. Magari tentiamo alla fine, magari prendiamo così, dopo valutiamo, che purtroppo veramente non mi sono mai trovato ad andare troppo con l'indicatore. Magari c'è l'ultima parte, proviamo a pompare l'ultima parte, comunque siamo che fuori forma purtroppo. Siamo molto fuori forma. Andiamo a chiudere 11esimi, va bene, dai, pensavo peggio onestamente, pensavo peggio, Malori vince. No, chi vince? Malori. Bravo Malori. Siamo settimi nella generale per adesso. Dai, 11esimo posto non negativo, dai. Individuale siamo sesti, recuperiamo un'altra posizione, bravo Kume, sono contento. Very very good Kume. Globale a punti non ci siamo, chiaramente. Montagna 8 punti, settimi. Migliori giovani 2 minuti e 5 da Lutsenko, grande Kume. E ci teniamo la maglia. Globale a squadre siamo quinti, perfetto. Ok, abbiamo ancora 2 tappe, finiamo il tour d'Argentina. Tour di San Luis. Penultima tappa, veramente durissimo. Arrivo in salita a filo Sierra Scameniconex. E adesso valutiamo. Il Cume è più 4, abbiamo una grande chance, però sti qua, fioi pompano che è una meraviglia. Cerchiamo di tenere. E vediamo cosa si può inventare il Cume. Il Cume vuole sorprendere. Il Cume vuole sorprendere. Il Cume parte prima. Signori, il Cume parte prima. Questa è la tattica di gara del Cume. Il Cume. Se non sono Valverde va bene. Il Cume vuole partire prima. Il Cume vuole partire prima. Vediamo cosa riesce a fare questo ragazzotto. Vediamo cosa fa il ragazzotto. Ci siamo presi 28 secondi. Mamma mia che dura. Mamma mia che dura. Ci siamo presi 31 secondi. Vediamo cosa si inventa il Cume con un più 4. Possiamo fare tante belle cose. Possiamo fare tante belle cose. Possiamo fare veramente tante belle cose. Vediamo se riusciamo a recuperare un po'. Vediamo se il Cume riesce a recuperare. Il Cume ha fatto qualcosa di epicus. Il Cume ha fatto qualcosa di epicus. Ha un piccolo vantaggio. Il Cume vuole vincere. Il Cume vuole vincere, ma sarà durissima, signori. Sarà durissima. Pendenza del 10%, signori. Qualcosa che va al di là di tutto. Qualcosa che va realmente al di là di... Sì, vabbè, ciao. Il Cume non c'è più. 48 secondi. Il Cume sta spingendo. Sta sull'85, anche se chiaramente è dura. Mamma quanto sta prendendo il Cume. Mancano 8 km, però manca ancora un'eternità. Manca ancora una fottutissima eternità. Andiamo di gel energetico, usiamolo adesso il gel energetico. Usiamolo adesso. Stanno recuperando, stanno recuperando. 18 secondi. Stanno recuperando. Hanno recuperato, ho fatto una gran cosa, però sono soddisfatto di me stesso. Ho emozionato. Ho emozionato veramente, madonna, pendenze scandalose, però pendenze scandalose, signori. Pendenze realmente scandalose. Guardate che roba, guardate che roba. Signori, questo è il ciclismo, adesso se ne vanno, giustamente, loro se ne vanno. Il Cume ci ha provato, è arrivato quasi a 48 secondi di vantaggio, ha fatto anche troppo a mio parere. Adesso è finito, con questi parametri di più non potevo fare, signori. Quindi non riesco neanche più ad avere... Il Cume prova a spingere. Madonna, il Cume è veramente finito. Il Cume è realmente finito. Mamma mia, signori, guarda che roba! Mamma mia, Betancur è micidiale. Cioè, veramente. Guardate che dislivello, guardate che roba, signori. Mi piace dire signori oggi, me la godo con signori.
Dai, come mamma mia, 8.7, 9%, 9.4, 9.6, 10.6, 10.3. Dai, diamo tutto e chi se ne frega, ormai il giro è finito. Diamo tutto adesso. Tiriamo. Tiriamo e basta, tiriamo e basta. Tiriamo e basta. Mamma mia, ci hanno dato 1,28 i primi. Mamma mia, cosa hanno fatto, signori? Cosa hanno fatto? Il come ci sta provando, stanno recuperando certi, ma mamma mia, 11%! E il Cume comunque è protagonista, è vicino a Uran e a Landa, che hanno parametri ben superiori, 79, 80. No ragazzi, non ho soddisfatto di più. Qua il Cume è dimostrato di essere un grande. Ho ottenuto su pendenze di media che sono state l'8-9%, cioè ho tenuto alla grande, da autentico fenomeno, con parametri inferiori. Adesso sto tirando tanto perché così, insomma. Proprio per fargli sentire la vera fatica il Cume. Dai che così quasi ci riprendiamo, porca puttana, sarebbe bello. Vai, vai, non voglio perdere posizioni, preferisco tirare, ma tiro a Pauls, che cazzo vuole, però non voglio rischiare di perdere. Va a vincere. Ah, Amador ha vinto, brava Amador. Brava Amador. Secondo Betancourt. Perdo il podio purtroppo, vabbè. Spero come scatta quello, il Cume perde il podio di pochissimo, mamma mia, veramente di poco. Peccato. Beh, insomma, in realtà neanche tanto ero quinto, erano quarto, scusate. Grandissimo comunque. Giovani, 9 minuti di vantaggio, quinti nella generale, un Cume sontuoso. E vabbè, quest'ultima tappa qua sto prendendo abbastanza le bombe, tappa di pianura. Tappa di pianura cumendiera. Andiamo un po' avanti proprio per non rischiare niente. Falling behind. Vabbè, il Cume va avanti perché comunque lo sapete che il Cume ci prova sempre. Sprint cumendiano. Sprint cumendiano, tanto così. Proviamo a anticiparli. E questo è lo schema. Sei il Grai perché è un po' forte, eh? Il Cume è partito tanto prima. Il Cume è partito tanto prima. Sarebbe bello un podio, vabbè. Adesso mi supereranno tutti probabilmente. Greipel va a vincere alla grande. E no, siamo partiti troppo presto. Forse potevo far meglio, me la sono giocata male, ero troppo sicuro di perdere. Cazzo. Coglionazzo di un Cume, vai. Chiudiamo comunque noni. Bravo Cume, però se partiva la... E devo credere più nelle mie possibilità, cazzo, perché ero convinto di fare la cagata, invece secondo me se aspettavo potevo andare molto meglio, vai. Catroia. Vabbè, non possiamo chiedere troppo, Greipel a stravina, perché Greipel vinceva comunque, però potevamo arrivare a podio. Quinti nella generale, mitici. Settimi globale a punti. Sesti in montagna. Vincitori dei migliori giovani, eccolo qua, fiero, bravo come quello di zoccolette che mi trombano. Quinti di squadra, vaffanculo, aspetta qua. Ok, siamo migliorati anche, siamo a livello 13, ho migliorato tanto la montagna, colline e cronometro, sto facendo pianura perché voglio migliorare un po' nel piano. Quindi sarà un livello di pianeggiante. Ok. Buono, vediamo quanto ho preso. Aspetta, allora. Ok, abbiamo preso bei soldoni. Perfetto. Buono ragazzi, siamo veramente in una condizione stratosferica. Programma, adesso abbiamo, San Luis finito, abbiamo la costa, GP Costa degli Etruschi. Ok, questa non sarà semplice, però la voglio fare. E poi anche per preparare il trofeo la Igueglia. Che questo qua è veramente importante, qua c'è la gente forte però, c'è la gente veramente forte. Andiamo a vedere i risultati. Classifiche. In Continental veneziano è al 7° posto, partenza a razzo per Bomber Cume. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!